Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG e ritorniamo in questa calda estate a scoprire appuntamenti e novità anche dalla regione Friuli Venezia Giulia. Partiamo subito da questa bella collaborazione tra il mare e la montagna, si chiama Scarpetti e Rossetti. Il teatro stabile del Friuli Venezia Giulia ha infatti dotato il proprio personale di sala e di biglietteria degli scarpets realizzati dalle sapienti mani delle neoartigiane di Scarpetti, queste calzature che faranno il loro debutto in occasione anche della stagione teatrale estiva al Castello di Miramare per portare avanti la tradizione del territorio. Ci raccontano di più Aurelia Bobisutti, presidente del Museo Carnico delle Arti Michele Gortani di Tolmezzo, Francesco Grambassi, presidente del Teatro Rossetti, insieme al vice sindaco di Trieste Serena Tonello e l'assessore regionale Alessia Rosolen. Allora, è stato un percorso lungo, siamo partiti con un'idea e oggi, dopo un anno, siamo qui a consegnare gli scarpetti al Teatro Rossetti. Quindi io credo che possiamo essere non soddisfatti, possiamo essere davvero contente perché si è realizzato un sogno. Una volta di più Trieste si mette a disposizione per far sì che sempre più persone conoscano queste perle preziose che il nostro territorio offre. Stanno per uscire 2 bandi per il valore complessivo di 5 milioni di euro, costruiti apposta per valorizzare le competenze artigiane. Tradizione del nostro territorio, in questo caso della Carnia. Siamo abituati a valorizzare i giacimenti culturali, forse in altri campi tutto sommato, ma anche valorizzare questi giacimenti culturali che sono importantissimi per il territorio ci fa molto piacere, ci riempie d'orgoglio. Portare avanti quindi la tradizione. Noi ci spostiamo a Gorizia, parliamo ancora di arte perché al Museo di Santa Chiara apre con le visite serali la mostra su Crali. Giunti in visita quasi 7.000 visitatori che hanno apprezzato la più grande mostra sull'artista mai realizzata nella regione Friuli Venezia Giulia, ma ci raccontano subito di più su queste visite serali con guidate gratuite l'assessore Fabrizio Oreti e anche il curatore della mostra Marino De Grassi. Siamo particolarmente felici di fare il punto di situazione della mostra sotto gli ocrali. Aprire, respirare, percepire e vivere cultura per una mostra così particolare che merita di essere vissuta anche di sera e di notte. La domenica, soprattutto alle ore 21, sempre a titolo gratuito, c'è la possibilità di visitare la mostra con l'invito e l'esposizione da parte del curatore Marino De Grassi. Tullio Crali è un autentico fenomeno goriziano, ed è giusto dire goriziano perché giunse a Gorizia nel 22, aveva 12 anni e la lasciò per spostarsi in vari posti d'Europa e non solo d'Europa a partire dal 1946, dalla fine del 46. Nel 40, alla 22esima Biennale di Venezia, Tullio Crali conseguì un successo eccezionale proprio con opere di aeropittura che sono anche in parte esposte in questa nostra mostra in Santa Chiara. Oltre 219 sono anche i prodotti in mostra, le opere in mostra proprio a Gorizia, quindi potete scoprire di più anche sul sito Crali Gorizia. Noi chiudiamo a Pordenone, parliamo di sport questa volta perché sono in partenza i Play Together Athletics, manifestazione giovanile under 23 di atletica leggera inserita all'interno degli Alpe Adria Games che si terranno proprio questo fine settimana, sabato 21 e domenica 22 luglio presso il campo di atletica Mario Agosti a Pordenone. Ci raccontano di più anche la consigliera regionale Lucia Buna, l'assessore allo sport di Pordenone Walter De Bortoli, insieme alla testimonial Marzia Caravelli, 100 ostacoli e 400 metri ostacoli, e Alberto Bertolotto per proprio l'organizzazione. Bene, ciao a tutti, stiamo parlando di questa grande manifestazione della FIDAL che organizzerà a Pordenone presso il centro Mario Agosti una manifestazione di atletica leggera importantissima che prevede la partecipazione di ben 17 aree sportive di questa Europa in pratica che è l'Alpe Adria, e vedremo degli atleti veramente di campioni. Ormai adesso lo sport va considerato a 360 gradi anche per le persone che sono meno fortunate. Per noi lo sport è cultura, turismo, socialità, una serie di attività che fanno bene alla nostra Friuli Venezia Giulia. Alberto Bertolotto, ufficio stampa degli Play Together Athletics. Cosa sono? Manifestazione internazionale di atletica leggera under 23, 8 rappresentative al via, 6 provenienti dall'Italia, 2 fuori dalla nostra nazione, Austria e Croazia. Proprio perché Pordenone è la mia città, io qui ho mosso i miei primi passi, ho messo il primo semino che ha portato poi allo sviluppo di una carriera che mi ha permesso di partecipare a 2 Olimpiadi. Grazie ai nostri ospiti, noi quindi ci rivediamo a Pordenone anche per questo appuntamento. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità in Friuli Venezia Giulia.